Quando al 112 arriva la telefonata di un passante che segnala un uomo in scooter caduto a terra in via Nibele da Bassano, zona stazione, i carabinieri sono convinti che si tratti di un semplice incidente stradale. Al massimo è il caso di un motociclista colpito da un pirata della strada che a bordo della sua auto non si era fermato a prestare soccorso. In realtà l'intervento dei carabinieri si conclude con l'arresto di un 28enne albanese ritenuto un corriere della droga e il sequestro di ben 12 kg di cocaina. Come 1000 volte succede, la pattuglia è andata per vedere cosa fosse successo. Dal suo atteggiamento era molto agitato, eccetera. I miei ragazzi hanno pensato bene di approfondire il controllo, era senza documenti, non si ricordava dove abitava, eccetera. C'erano tutti i presupposti per una perquisizione. I carabinieri, arrivati mentre l'uomo, che ha riportato alcune escoriazioni, si sollevava a fatica da terra, cercano di identificarlo. Non ha documenti né telefoni cellulari, né la patente e l'assicurazione per la moto e non ricorda dove abita. Nello zaino nero del ragazzo ci sono 22 panetti di droga. A quel punto scatta l'arresto. Numerose in aggiunta le violazioni del codice della strada. Nel passato del giovane solo le impronte digitali per la richiesta del permesso di soggiorno risalente al 2007. Il valore della cocaina invece è altissimo. Siamo sul mercato attorno agli 800.000 euro, sul mercato. Dipende da come è tagliata, però non andiamo lontano da quella cifra. Ora le indagini dovranno appurare da dove arrivava la droga e soprattutto a chi era destinata. Di certo c'è un'organizzazione criminale alle spalle che potrebbe essere smascherata grazie a una banale caduta e all'intuito dei carabinieri.